Sì, sì. Madonna ragazzi. No, ora lo faccio per radio. Stasera la campana di Stazzema. No, Madonna, sì, stasera sì. Mamma mia. Il G, eccolo, è qui con voi, sì, Sono qui, vicino a voi, dentro di voi, dentro le orecchie. Sì, entro attraverso. Ma sapete quanto cerume mi becco io? Voi non sapete quanto cerume mi becco io. Entro perché sono sempre impiastricciato di cerume. Ma insomma, e si farà che si vuole, via, dai, tanto è uguale. Sì. Ma che si fa oggi nel sondazzo? Che si fa? Io pensavo di fare l'ufficio cazzi e targhe. Sì, l'ufficio cazzi e targhe, carino, l'ufficio cazzi e targhe. Ma potremmo inserire anche altri uffici. Adesso vediamo, perché sul fatto dell'automobile tante ce ne sarebbero da inventare. Mamma mia! E quindi andiamo subito così a telefonare a qualcuno, Sì, e vediamo che cosa possiamo ricavare da questo materiale umano che avremo a disposizione oggi, casualmente, certo, sì. Ecco che... Pronto? Pronto signora, buongiorno, signor Pronto? Signora, pronto, mi sente? Signora? Allora, dunque... Parla. Mi sente o non mi sente? Un attimo. Un attimo. Pronto? Pronto, mi sente? Sì. Ah, perché la signora non mi sentiva prima. Chi fa? Lei, signor Normanno? Sì. Ah, perfetto. Questo è l'ufficio cazzi e targhe. Dovevo chiederle alcuni dati per aggiornare la sua targa di automobile. No, lei mi manda a casa una lettera, dopo le scrivo io. No, assolutamente no. Senta, io per telefono non dico niente a nessuno. Ma guardi, sono delle informazioni assolutamente innocue. Senta, io le ho già detto... Guardi, lei signor Normanno, stia zitto al suo posto, sia ben chiaro. Io sono al mio posto. E ascolti quello che le devo dire. Sì. Se non le piace, me lo dica, va bene? Sì. Insomma, non può lei partire subito in questo modo, Sì, lei mi mandi... no, io non mando niente perché io sono comandato a fare questo. Sì. Allora, lei forse non sa che le targhe vengono adesso, dall'anno prossimo, personalizzate. Lo sa o non lo sa? No, non lo so. Ah, ecco, vede, è già un'informazione che io le do. Sì. Quindi ogni persona avrà una targa che sarà sua e solo sua, se la porterà dietro per tutta la vita, Sì. e avrà una personalizzazione a seconda di alcuni numeri che questa persona mi fornisce. Ha capito qual è il punto? Per preparare la sua targa, che sarà solo sua, Sì. ho bisogno di alcuni numeri, per così dire, e poi anche di alcune lettere, ma più che altro sono i numeri che contraddistinguono, cioè dei numeri suoi personali. Mi capisce? Ah, io lo capisco. Oh, bravo. Allora, io le chiedo, per esempio, lei quanto è alto? Questo me lo può dire? Sono numeri personali. Quanto è alto lei? 1 metro e? 80. Ecco, quindi 180 centimetri, va bene. E quindi io segno già 180. Il suo numero di scarpa? 44. 44, ecco, esatto, benissimo, vede, sono cose semplicissime. Poi da questi numeri elaboriamo la sua targa personalizzata. Dunque, la lunghezza del suo pene in erezione? Non lo so. Signor Normanno, non c'è mai, più o meno? Non mi interessa mica. Come non le interessa? Insomma, le dovrebbe interessare a noi, cioè... Senta, io gliel'ho già detto. È una cosa molto molto importante. Senta, io le ho già detto. La lunghezza del suo pene in erezione. Lei mi manda no, una non le mando lettera e niente. Lei mi ha detto l'altezza, mi ha detto il numero di Allora, scarpe, perché lei non mi vuol faccia dirmi il pene? scrivere- lei ha detto lei che si c'è uno vergogna. che lo comanda. Ma lei, sì, siamo comandati tutti Ecco, noi che allora, facciamo lei mi queste faccia- telefonate. Mi fa scrivere dal suo Dal mio? Avanti, dal suo capo, non lo so. Ma cosa vuol sapere dal lei? suo cosa... capo ufficio. Ma non ho nessun capo ufficio io. Bene, Io sono allora, un funzionario. senta, io non le rispondo più. Ah, perché lei non vuol dirmi la lunghezza del suo pene. Io non le rispondo Perché la più. lunghezza del suo pene è ridicola Esatto, e lei non me lo vuol dire. Lei scriva ridicola. Posso, bravo. no, ridicola non va bene. Posso scrivere 12? Va bene 12? Lei scriva ridicola, io non le rispondo 12 8. Lei preferisce 8, 12, 10? Mi sa che bisogna optare per l'8. Sì. 1,80, 44 più 8 centimetri, insomma si fa una targa, insomma, una media, sì,
richiamiamolo, perché questo signore mi ha aggredito all'inizio, poi ha cominciato a dare i numeri veramente, e dopo quando ho chiesto del pene, ma io non mi interessa mica, poi cominciava a fare, ma non lo so, non mi interessa, aveva dei problemi, ecco, sì, e poi è tornato baldanzoso, però per un attimo ha vacillato parecchio, ecco che l'ho richiamato, perché insomma in effetti non si può abbandonare così sul più bello, sulla lunghezza del pene, ma vediamo un po' se risponde bene, se no si va da qualcun altro, no? Sì, ma è incredibile, ma guarda, te hai visto, lo vedi? Gli uomini, per 2 centimetri, guarda, vabbè, lasciamo fare. Magari gli mancano 2 centimetri, capito? A lui non è tanto contento, perché se ce l'avesse grosso avrebbe detto io ce l'ho grosso, sarà di 20, 30, 40, 50, magari esagerando un po', no? Già. Poi magari l'impiegato si sbaglia e mette scarpe 12, pene 44, madonna ragazzi, accidenti, perché lei questo può capitare, ma chi se ne frega, cambiando l'ordine dei fattori. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Signor Marco? Sì. Buongiorno. L'ufficio cazzi e targhe, dobbiamo aggiornare la sua targa. Lei sa che dal prossimo anno le targhe saranno personalizzate, lo sapeva? Sì. Ah, ecco, benissimo. Vengono personalizzate appunto in base a dei dati che ci vengono forniti dai possessori appunto della macchina. Ecco, quindi le chiedo qualche piccola informazione su di lei, sono numeri soprattutto, e attraverso questi numeri informeremo la sua targa, che sarà per sempre sua, va bene? Adesso un attimo, perché io prima voglio prendere qualche, Qualche? Adesso lei mi prende in contropiede proprio perché non si gioca mica a calcio qua, Sì, lo so, che ci mancherebbe altro, anche perché si è andata piuttosto male. Sì, appunto, lasciamo perdere. Vai, ci abbiamo Collina però, via. Senta, no, sono cifre molto semplici, per esempio la sua altezza in centimetri, lei è 1 metro, No, guardi, mi scusi. Ma guardi, sono cifre che si possono dire. Sì, ma non è una questione di cifre o non cifre, però penso che sia un po' prematuro di tutta questa cosa. No, come prematuro? Noi dobbiamo farlo, stiamo telefonando a tutti, Sì, ma piano ci facciamo un sacco di telefonate tutti i cittadini, quindi non si preoccupi. No, ma adesso io guardi, non per mettere... Ma insomma, lei non me lo vuol dire? No, assolutamente no. Mi dica almeno quante volte chiava al mese? Quante volte chiava al mese? Io non lo so quante volte chiamo, non sto mica lì a contare. Lei non 2, 3? Io non lo so. Più o meno di 3? Perché con questi numeri si forma la targa, caro signore, non dobbiamo formalizzarci troppo. Più di 2, cioè più di 3 o meno di 3 volte al mese lei ha dei rapporti sessuali? Senta, mi scusi un attimo, adesso stiamo esagerando un po' troppo. Il suo pene è più o meno di 3 centimetri in erezione? Senta, ma lei non lo prende mai in culo? Lei l'ha preso in culo qualche volta? Quante volte lo prende in culo in una settimana? Senta, guardi, interrompiamo il discorso. La circonferenza del suo glande, pronto? Ma lo vedete come sono queste persone? Questo ha richiamato anche lui, sono sospettosi questi uomini, sospettosi. Ora, dire quanto ne è alto, che te ne frega, ma lo puoi dire, no? Cioè, non è che sia una cosa, via, segreta, poi si vede, quando tu lo vedi tu dici, tu sei alto 1 metro e un cazzo, e per questo si chiama ufficio cazzi e targhe. Pronto? Pronto? Sì, sempre l'ufficio cazzi e targhe. Lei non può trattarmi così, io sto lavorando. Mi scusi, lei io sto lavorando. Io sto lavorando, lei mi tratta in un modo. Io capisco che lei sta lavorando, però mi scusi, a me a casa non è arrivato nessun documento. Ma i documenti non arrivano a casa, perché... allora, guardi, adesso quando lei capisce, ma lo sta mandando dei documenti, dei fogli a casa, quanta carta e quanti alberi vengono abbattuti per questo? Io sono pienamente convinto, però adesso... Lei ha il computer, ha internet? No, io non so niente. Allora, vede, altrimenti si poteva fare attraverso internet. Io sono un commercialista. Ciao, commercialista, e chi se ne frega? Allora, scusi, tutti hanno, se vogliono ce l'hanno. Io lascio dei dati a una persona che mi scusi per telefono. Ma cosa c'entra il commercialista, scusi? Allora, io adesso cosa c'entra la fama col commercialista? Io la sento un po' confuso, Sì, lei è un po' confuso. Sicuramente, sono confuso. Ha dei problemi insomma, le gira un po' la testa ogni tanto,
Senta, io non... Ha la labirintite? Senta, Ha la labirintite? Ha dei problemi di labirinto? Senta, mi scusi. No, a volte sa. Cerchiamo di essere anche un po' seri, cioè, arrivati a questo punto. Ci sono dei momenti in cui lei non è capace di intendere e di volere fare una strage e poi torna normale? Senta, ma no. mi senta una cosa, lei si presenta per telefono, sì, dicendomi che è il signor X. Io mi posso non ho detto signor X, non ho detto niente, ma nemmeno signor X. Va bene, mi scusi, però lei mi dice, io sono l'uomo ragno, no? Dati da lei, ma lo sa che c'è la privacy dei dati? Cioè, sì, ma io le chiedo quanto è, l'ho chiesto quanto è alto, l'ho mica chiesto. Va bene, però io l'ho detto. Poi dopo l'ho buttata, è evidente che l'ho buttata sul sesso perché lei era così. L'ha buttata perché mi ha preso anche per il culo, cioè, se mi permette. Questo è logico, perché lei se lo merita. Cioè, lei si merita di essere preso per il culo, perché lei è un culo vivente, cioè praticamente, un culo vivente, quando uno le dà la mano lo sta prendendo per il culo, quando uno le dice oh come va, c'ha una pacca sulla spalla, le sta toccando il culo. Lei è un culo viaggiante, scusi. È chiaro che la gente lo prenda per il culo. È felice? È felice? Non sono felice perché non ho avuto i dati. Io ho bisogno di tre numeri, tre dati, solo tre. Guardi, insomma, ma è così duro fare questo lavoro, accidenti. Ma finora tutti mi hanno dato i dati e lei non mi dà i dati. Perché non me l'ha dati? Ma scusi, ma adesso lei mi dica una cosa, se io mi qualifico per telefono... Che dati sono se non me li dà? Se mi telefono io mi identifico per telefono. Ma che dice? Ma scusi, ma vede che non è nemmeno capace di intendere e di volere. Io le faccio togliere la patente. Le faccio togliere la patente. Aspetti, le passo l'ufficio ICI Luce in Ciuci. Aspetti un attimo. Mi faccio passare quello che... Pronto? Sì. Ufficio ICI Luce in Ciuci. Lei quando va in autostrada ha le luci accese o spente? Senta, mi scusi, io in autostrada non ci vado, primo. Sì? Secondo, non vedo quale motivo devo lasciare dei dati a delle persone che io non conosco. No, guardi, io non le chiedo nessun dato. Io qui mi hanno passato all'ufficio cazzi e targhe questa telefonata, ma non so perché. Di solito noi chiediamo alle persone se sanno e se ottemperano al dovere di accendere le luci in autostrada. Lei non va in autostrada? No. Ha per caso un motorino, motoretta? Senta, lei mi sta facendo delle domande che io non vedo per quale motivo. Ha un motorino, un motoretta? Mi può lasciare il suo numero di telefono? Vabbè, ho capito, forse hanno sbagliato ufficio. Un attimo, le passo l'ufficio alcolizzati. Questo è proprio, mamma mia, è tipo, lui c'è il suo commercialista, ma vaffanculo. L'ho richiamato, sì. E sono tutti uffici collegati, no? Com'è questo? ICI Luce in Ciuci. Risponde la No, sapevo, l'ho capito subito che si cambiava sottofondo qui. Dai. Il cliente chiamato Sì. al momento non può rispondere. Va bene. Se desiderate lasciare un Sì, messaggio, certo. parlate dopo il segnale acustico. Va bene. Vai. Qui sono uffici alcolizzati. A noi risulta che lei quando guida la macchina abbia bevuto un po' troppo, per cui noi dobbiamo intervenire col palloncino, ma visto che lei invece la bocca c'è il buco del culo, lei praticamente ce lo conferirà con una scureggia. Arrivederci. Va bene, basta così, via. Lasciamolo stare, gli abbiamo lasciato il messaggio che si meritava, sì. No, per dire, via, su, ma che gente c'è nel mondo, ma che hanno paura di tutto, sì, la privacy, ma cos'è la privacy? Non esiste, cioè esiste ma non esiste in realtà, come dire, la infrangiamo ogni giorno, sì, guarda, sì, no, certo, la infrangiamo. Poi se uno vuol rispondere, io non lo posso certo obbligare, però posso cercare di scalzarlo. E questo non si scalzava, era peggio di un calzino di appicciata al piede quando tu ci hai camminato nel deserto di Sahara che va, calzini di Sahara, questo è crudo. Vabbè, magari c'è anche il ditone di fuori, si è saldato il piede, ecco. Tu lo scalzi. Bene?
Bene? Siete mai stati nel Sahara con Calzini? Ah. Pronto? Pronto, buongiorno. C'è il signor Maurizio? No, avete sbagliato il numero. Avete? E come avete? Qui non siamo mica nel sud, siamo nel nord, come avete? Scusi, ma lei è del sud? Sì. Non è la moglie di Maurizio? No. E il suo marito come si chiama? Ciro? No. Salvatore? No. Gaetano? No. Gennaro? No. Allora come si chiama suo marito? Così almeno lo so. Mimmo. Ah, Domenico. Dico, Domenico Mimmo. Mimmo viene al Domenico, no? No. E da dove viene Mimmo? Mimmo da che nome viene? Da Cosimo. Ah, Cosimo si fa Mimmo. E da Domenico che si fa? Mimmo. E voi? Mimmo Modugno si chiama Domenico, Mimmo. Lo voglio dire, no? E da Salvatore cosa si fa? Turi? Si non fa lo so. Turi? Si fa... beh, siete troppo difficile, no? Turiddu. Ma volevo dire, questo è l'ufficio alcolizzati delle automobili. Ecco, senta, le volevo dire, ma il signor Mimmo è in casa? No. E il signor Cosimo? No. Ecco, sempre lui, no? Appunto, cosa si sposa? Volevo sapere, insomma, siccome è stato beccato mentre guidando aveva un tasso alcolemico piuttosto alto, e quindi forse gli sarà ritirata la patente. Lei che ne dice? Lo sapeva? No. E suo marito, perché anch'io sono del sud, Suo marito, dico, ma suo marito guida in stato di ubriachezza normalmente? No. Cioè, come dire, beve molto normalmente? No, non bevo quasi mai, solamente birra a casa. Ah, birra a casa. Qui risulterebbe che fosse uscito da un locale notturno, no? Cioè notturno, di giorno, ma è un locale, non so, che è aperto anche di giorno, sera, pomeriggio, non lo so esattamente, completamente straubriaco, no? Con una negra da una parte e una rossa dall'altra, proprio così, proprio, e lui prendeva così, andavano in giro, facendo I'm singing in the rain, I'm singing in the whiskey, e così via. Cioè, quindi praticamente è successo che l'abbiamo fatto, gli hanno fatto il palloncino, sai cos'è quello? Che si soffia dentro per sapere quanto alcol ha ingurgitato e non può guidare, no? Perché lui stava guidando così allegramente con queste due ragazze, una si era chinata su di lui, gli stava facendo un pompino, e l'altra invece praticamente gli si stava leccando il collo e le orecchie, no? E allora questo fermo alto, no? Perché poi aveva un'andatura assolutamente troppo sostenuta per quello che stava Ma facendo. quando fu? E allora l'abbiamo fatto fare, l'abbiamo fatto fare il palloncino, è venuto fuori che aveva bevuto assai. Allora che cosa è successo? I nostri agenti l'hanno fatto scendere dalla macchina e l'hanno fatto camminare su una riga diritta, no? Dice, vedi se sei capace di camminare su una riga diritta. E lui ha cominciato a camminare un po' storto per la verità. Scusa, ma quando è successo? Quando fu? Fu la settimana scorsa, ma non so esattamente il giorno. E questo andava per questa riga, è andato avanti per chilometri. Ma con che macchina? Quale e noi macchina? ci siamo trombate le ragazze. Beh, che facciamo? Amici del G, amiche del G, che facciamo? La richiamiamo quella signora che così gentilmente è stata abbastanza al gioco, no? Sì, la moglie di Mimmo. Ma sì, certo, perché le ho anche detto che l'avrei richiamata, avrei passato qualche altro ufficio magari. Sì, un altro ufficio. Passiamo a un altro ufficio. Sì. Direttamente. Oh, la signora. Hai visto la signora? Ha detto no, non ne voglio più di uffici, mi dispiace, ci dispiace, le volevo far stare l'ufficio battone, ma purtroppo niente da fare. Vabbè. Andiamo a... Ecco, sì. Ecco, vabbè, no, aspetta, per benino, Ecco, andiamo così, andiamo da qualcuno. Beh, ormai...
Ormai la signora l'abbiamo persa, ecco un numero che non corrispondeva al nome che cercavo, eccetera, eccetera. Ce la siamo giocata, se la ritrovata, poi un po' va bene, ma poi, va bene, d'accordo. Informazione No, non me la dia, non la voglio questa informazione. Sì. Beh, va, andiamo, ecco fatto. Ecco, sì. Informazione gratte e vinci. Va bene così, vai. Ecco. Oh, questo ha un nome veramente bello, veramente santo, di quei santi che piacciono a noi, Sì. Peccato che... c'è. Pronto? Sì, pronto. È lei, signor Umile Francesco? Sì? Buongiorno. Senta, signor Umile Francesco, io sono un francescano. Sì? Ecco, ho visto che lei ha questo nome bellissimo. Sì. Ed è stato messo probabilmente per onorare San Francesco, che era così umile. Sì. Ah sì? Sì. Lei è credente, vero? Certo. Ah, mi fa piacere molto, perché appunto noi avevamo bisogno proprio di una persona come lei con un nome così unico, perché non credo che ce ne siano altri, no? Lei è solo umile o anche proprio Umile Francesco, così come è sull'elenco? Sì. Umile Francesco. Sì. Di nome proprio, primo nome, secondo nome? Esatto, sì. Ah, che bello. Senta, noi dobbiamo incontrarci per fissare una cosa veramente bella che riguarda il nostro ordine. Sì. Ecco, noi abbiamo bisogno di una persona come lei che è laico, lei è laico, giusto? È laido? È laico. Laido, sì. Ecco, è sposato, no? Certo, quindi ha avuto le sue esperienze, sì. La castità non rientra nel suo modo di vivere, giusto? No. Come nel nostro, noi povertà, castità, obbedienza, no? Certamente. Invece lei, povertà non credo, spero di no. Che dice? È povero? Pronto? Sì. Lei non è povero, spero, no? No, siamo normali. Bene, e allora vede, lei signor Umile Francesco, noi dobbiamo incontrarci perché lei con quel nome che ha deve fare come San Francesco. Spogliarsi di tutti i suoi beni materiali e darli a noi. Dice lei che sia così? Dico io che è così e che così sarà. In che senso, scusa? Nel senso di e così sia. Vabbè. Ecco, quindi signor Umile Francesco, una nostra delegazione verrà a trovarla quanto prima e lei dovrà sottoporsi a questo rito meraviglioso che ci ha insegnato a tutti San Francesco. Lei si spoglierà del suo saio, cioè si spoglierà di qualsiasi bene terreno, dei vestiti innanzitutto, ma soprattutto perché questo è un atto come dire simbolico, ma soprattutto di quello che ha in banca, delle cose materiali che ha in casa. Ha dei quadri d'autore? Io? Sì? No, mica di queste cose qua. Ha dei lingotti d'oro? No. Ha dei soldi così, tipo messi sotto il cuscino? Sotto magari. Ecco, no. Ha un conticino in banca sicuramente. Ma neanche quello c'ho io, guarda. Ha una pensione, ha uno stipendio? Ancora lavoro, come faccio ad avere ha uno stipendio? Quello bisogna, esattamente come si vive. Ecco, va di bene. Solo pane non si vive. No, non si va, per carità, di solo pane non si vive. Allora, quindi volevo dire, lei si spogli di tutto. Ha una moglie, giusto? Sì. Si spogli anche della moglie, che forse non aspetta altro lei, no? Sì. Diciamo la verità. La dia a noi. A noi va tutto bene, siamo frati, sa, anche una donna un po' frollata va bene lo stesso, una anche un po' passata, cioè la utilizziamo come perpetua, come lavapiatti, sciacquafave, insomma così, una cosa del genere. Sì, quindi, Ma lei cosa fa, scusa? Io sono addetto alla raccolta appunto di tutto ciò che le persone di buona volontà che seguono l'esempio del nostro grande santo ci danno, queste persone ci elargiscono, cioè tutto quello che hanno. Lei entrerà nella leggenda, lei Umile Francesco sarà il nuovo Francesco, ma argenteria ne ha? Io non c'ho niente. Niente? Ma c'è un solo stipendio in casa? Certo che c'è un solo stipendio. Che le passo mia moglie, va? No, sì, ma guardi... Pronto, potrei sapere chi è? Buongiorno.
Sono Fratelino. Ah. Fratelino. Pasqualino o Lino? No, Fratelino. Ah, Sono un frate, signora. Stiamo parlando con il signor Umile Francesco, che ha un nome bellissimo. Sì, ma possiamo credere che lei è un frate? Sa, per telefono secondo me è come uno che l'altra volta è venuto che era un frate, ma ha venduto un libro e invece poi io non le vendo niente, signora, io non le do niente in cambio, prendo solo i soldi e basta. Cioè io prendo tutto e non do niente. Cosa le vendo? Un libro? Sì, ma il libro costa, sì, signora. Io sono molto cattolica, perché lei è un vero frate. Lei è una signora calabrese? Sì. Ecco, lo sento dall'accento bellissimo calabrese che ha, signora. Ecco, che ci fa al nord? Che ci fa? Mio marito purtroppo aveva bisogno di lavorare e siamo venuti a noi. Purtroppo abbiamo tutti bisogno. Lei lavora, signora? No? Signora? Signora? Sì, mi dica. Lei non lavora, vero? No. Con quante persone? Io mi devo con la famiglia. Ecco, lo stipendio di suo marito a quante persone serve? Siamo 4 persone. Con un unico stipendio? Come dobbiamo fare? O c'è qualche pensione, qualche anziano che ha una pensione magari? Signora? Magari loro c'hanno il morto e continuano a ricevere la pensione del morto e ha fatto la fuga, sai quelli che quando muore un vecchietto che prende la pensione un dia a nulla e continuano a pigliare, l'hanno chiuso dentro la cassapanca, l'ho richiamata, hai visto, signore? Si devono spogliare di tutto. Pronto? Ecco, sì, sono sempre io, Fratelino. Mi sente? Sì. Ecco, ma lei è Umile Francesco o un'altra persona? No, guardi, hai sbagliato il numero. No, lei è il figlio? No. Io sento che ha una voce più giovane. Sì, lei lavora, ha qualche bene al sole? Ha una casa di proprietà? No. Ha dei soldi in banca? Neanche. Ha dei soldi in tasca? Sono in pigiama. Ha in pigiama, ha dei soldi in casa, ha dei valori, ha un Rolex? Ma neanche. Lei deve spogliarsi di tutto quello che ha e darlo a noi, perché lui si chiama Umile Francesco, capisce? Noi vogliamo tutto. C'ho piacere. Così diventate santi anche voi. Pronto? Ah, che famiglia arida. Sai che ti dico? Erano troppo poveracci, non ci interessa, non c'aveva nemmeno un lingottino d'oro, nemmeno un quadrettino d'autore, un Van Goghino, nemmeno un Van Goghino c'aveva. Vai, che te ne fai? No, sto già ridendo per il prossimo nome. Vabbè, d'accordo. Va bene, No, sai, con un nome così, Umile Francesco, è fantastico come nome, no? Però insomma, voglio dire, spogliati, no? Spogliati dei beni terreni. Sei o non sei l'Umile Francesco? Pronto, buongiorno. È la signora Purgato? Sì, sono io. Sì, senta, suo marito, il Purgato c'è? C'è, sì. Sì, me lo passi prima che evacui. Va bene. Grazie. Chi è lei? Sono il dottor Cacafinchi. Me lo passa? Va bene. Grazie. Sì. Senta, ma lei vuole il padre o il figlio? Vorrei il padre, perché credo che sia lui più interessato alla purga. Cioè, lui è purgato, no? Sì. Ecco, me lo passi? Sono il dottor Cacafinzi. Va bene, un attimo. Grazie. Purgato. Come era gentile questo. Va bene, va bene. Ma. Stasera alla campana. E domani? Domani è un altro giorno. Pronto? Pronto, Purgato? Sì, con chi parlo? Senta, ha già evacuato oppure ancora in attesa di...
Come non ho capito? A Giaiva, sono il dottor Cacafinzi. Il dottore? Cacafinzi. Non lo conosco mica. Però. Non l'ho mai sentito dire. Sì, lo so, ma siccome mi hanno dato il suo, diciamo, un altro medico in sostituzione, mi ha chiesto di fare una sostituzione, appunto le ho telefonato per questo. Volevo sapere se lei aveva già evacuato o meno, ma spero di sì. Evacuato, ma che cosa? Sì, ma da quanto è purgato lei? Ah, lei gli piace scherzare, ho capito. Come? Gli piace scherzare. Ah, no, io sono un dottore, ci mancherebbe, certo lo scherzo non mi dispiace, ma bisogna anche, insomma, fare il proprio dovere. Ecco, lei è purgato dalla nascita? Io sono sempre stato purgato. Ma voglio dire, ma ha cacato poi? Arrivederci, Ma se ho purgato! Purgato! Auguri! Ma lei andrà in purgatorio, stia attento se continua ma così. Ma che sia più purgato lei che me. Quanto caca lei? Ah, ma io penso che lei caga la mattina e la sera. Sì, no, io non sono purgato, lei sì. No, non conta mica niente, lei, chi non è purgato fa la cacca spesso. Ma lei la fa sciolta? No, lei la fa di continuo, dura, anche tenera. Sì. È un povero uomo, sa. Lei l'ha fatta oggi? Si faccia curare nel cervello. Inculare? Ha capito? Inculare nel cervello? Ma che curare. Ora ero io che cagavo. Chi era il purgato? Io o lui? Mamma. A volte c'è della gente che non capisce. Che tu ce lo fai? Com'ero? Cacafinzi? Via, che sono nomi le vite. E i Finzi che sono? Cacafichi era più bellino. Uno mangia fichi e poi li caca. Sì, tutti i semini del fico, sì, vedi nella cacca, che tu vai a ricercarli, no? Lo face... Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Puzzo? Chi? Puzzo? No, ha sbagliato. Non è la famiglia Puzzo? No, ha sbagliato. Ah, forse è la famiglia Cattivo Odore. Cattivo odore di tua sorella. Infatti non se la lava mai la quella passerella. puttana Troia, perché se non sarebbe una Troia impestata tua sorella non farebbe queste cose, no? I non avrebbe un congiuntivi! fratello che fa i chinotti. I chinotti? Ma come chinotti? Vaffanculo, stronzo, a te chi ti ha fatto chiamare? Famiglia Cattivo Odore? Il solito sta sotto una cavalla. La cavalla? Ma scusa, ma i congiuntivi? Mi ha spezzato le reni con i congiuntivi. Ma non corrispondeva. Il Puzzo non gli dava nome, ma Cattivo Odore sì, gli dava nome. È una persona molto fine, per cui evidentemente. Pronto, Cattivo Odore? Ma hai rotto il cazzo. Pronto? Ma chi è che ce l'ha il cazzo fra voi? Non ho capito. Sì, ma mi dica, lei chi è? Chi è che porta i pantaloni? Chi è che ha le panne? Lei chi è? Io sono una persona che cerca la famiglia Cattivo Odore e siete voi che puzzate, Ehi, oh! Cosa ha detto, scusi? Cattivo odore! Sì. Lei sa dove se lo deve mettere il cattivo odore? Nel culo tuo. Ecco, bravo, nel tuo. Nel tuo, Quella no, ho faccia detto di prima tua io. Madre, Ma ascolta un attimo, ma invece di fare le stronzate per telefono, sì, no? Risolviamola di persona la cosa. Sì, ma Daccherino, ma io ti spiezzo in due, Daccherino. Cosa tu mi spezzi in due a me? Ho detto ma io ti rompo il buco del culo, hai capito? Lo vabbè, faccio come la porta di casa mia, te lo faccio diventare, capito? Tu pensi di farmi incazzare a me per telefono per queste cose che stai dicendo? No, non tu ti incazzi sei mica. la merda, più merda di una piscina che ci può esistere, capito? Una piscina? Perché merde più di te stanno nelle piscine. Nelle piscine? A fondo sei la spazzatura. Fai l'uomo, mi sembra che sei uomo dalla voce, no? Mi spezzi in due, fammi vedere come mi spezzi in due. Vabbè, certo, tu allora, fammi vedere come non ti incazzi, fammi vedere come non ti incazzi. No, ma è inutile che dici stronzate. Ma per favore, è possibile avere un congiuntivo? Un congiuntivo, per favore, datemi un congiuntivo, vi prego, datemi un congiuntivo. Non dire stronzate, hai detto che mi spezzi in due. Ho sbagliato, volevo dire che ti spezzavo in tre. Ti spezzavo in tre, volevo dire questo. Mi spezzi anche in tre, ma dimmi dove sei che mi faccio spezzare. Stai zitto, Grissino. Basta un soffio e caschi in terra, Grissino. Cattivo odore. Volgare, sai solo parlare, i cani abbaiano ma non mod. Volgare io? Ma hai sentito? Solo. Il buco del culo come una porta, chi me lo fa? Abbai solo. Vieni qua, dove sei? Incontriamoci, mi faccio spezzare in tre, in cinque. Se ne sei pronto?
se sei capace di spezzarmi in 5, dai, dove sei? Ma sei piccolino, Ma fai, dove fai sei? Ma come schifo, fai a sapere che sei sono piccolina? secco, Allora mi conosci. certo che ti allora mi conosci. certo che ti allora conosco. merda, faccia merda, figlie puttana, figlie zoc, va una merda, hai capito buono? Strunz! Oh, ecco. Vedi a telefonare al nord cosa si ricava? È fortissimo questo signorino qui. È forte. Lo conosco, è piccino, poi sì, entra in tanti discorsi e poi è piccolino. Sì. Non ho risposto nulla, smessa. Ricchio! Chi? No. A chi? Oh! Ricchio, abbiamo cominciato bene, dai, Ricchio, e poi a chi, scusa, dai, vediamo, si ricava. Ero volgare io, mamma mia. Ecco. Lui, lei, l'altro, chi? Nessuno. No, sono troppo passionali, Devono rispondere, non possono aspettare, non possono logorarsi nell'attesa. Merda, quando smetti me lo dici? Sapevo che avresti risposto, zoccola. Ho detto di no! Ma mi toccasse che qualcuno, No, era lui! Mi toccasse che qualcuno. Ma di che merda, ma direi a una spannetta quello che oh, faccia merda, senza dice... Era lui! Ma io quant'è? Ma tu non mi lo caspariamo, quant'è che mi manca in questa Quant'è? C'è mai visto in una ragazza che fanno queste cose? Sono in questa casa fanno così. Dai, la Serafina la chiamano e si chiedono che mutande te. Sono gente che vanno a rompere lo cazzo. Ha sentito che bella conversazione fra loro, Sì, avevano qualcosa da ridire fra di loro, già. Persone fini, molto fini. La cosa, guarda, mi ha lasciato un profumo nelle narici di merda. Il sondazzo, ma lo trovi anche su reteg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.